Su compito principale dessa confraria è questo di divulgare su culto de Santa Rega e di diffondere. In questa puntata è la questione di Santa Rega e dessa confrara sua con una delle persone più attive in sa Chiesa de Cimesa, Massimo Salis. Obrieri, confrari, bascio in su coro, Massimo è una presenza fissa e un riferimento a Mannus e Pippius. Credo praticamente ci sia un ascio. Avevamo che ricchetto, quando ci vede ancora Domadeddo, in su 78. Poi, per arrivare, non mi ricordo, in su 78, su 79, da un po', e gli ricchetto danzando su a scuola media. Dopodiché, se ho lavorato comunque accanto a questa iglesia, in su loro parrocchiali, vanno in altre attività, in queste associazioni accanto a questa iglesia, a Soratorio e... Non riuso che sia sempre lavorato accanto a questa iglesia, non riuso Cominciato con Domadeddo. Devono dopo conosciuto me, per conto che quando si deve andare, da un po' dovevamo entrare a quarta e quinta elementare, per cui ho fatto la prima comunione con isso, ma ricordo alcuni particolari, si ha fatto tanti po' questa parrocchia, ma ricordo anni prima di andare ha fatto con i spicciocchi del soratorio, rappresentazione della passione, una volta in parrocchia, una volta sanno dopo, penso sia sanno che si c'è andato in Santa Rega. Fede a me da TV i giovani soprattutto, io rivigorio me da oratorio e FPO di Picciocchellus. E potevo ricordare Don Madeddo con quattro fatto, sempre con Nareuso legato a festa a Santa Rega. Tenendo conto che adesso furto dessa corona, questo grande furto del suo 40, Santa Rega non tenia più sulla corona d'oro e tenia sempre questa di argento, fino a praticamente, mi pare, se non sbaglio, fino a su 76-77 e Don Madeddo ha attento questa iniziativa di tornare a fare la corona d'oro di Santa Rega. Infatti promuove una ragotta di dinari d'oro in Sabida e ha tornato a fare una corona che non esiste più su questa corona, poi da questo oro di questa corona è stato usato poi Don Podda poi tornare a fare questa corona, questa corona che c'è stiamo i commenti in pista sul modello di questa corona furata in su 40 e che è stata usata nell'uso per la incoronazione del sub 28 di Santa Rega. Io tornavo da un po' di tornare a fare questa corona, ecco. Il commento Denisi di Santa Rega, di quando vi stavi qui? Per me Santa Rega è sempre stata avanti della vita mia. Mia mamma mia per me era devota di Santa Rega e di Vitichedo, Nereuso, veniamo sempre in Crezia con mamma, perché mamma faceva parte di varie associazioni di Sagresia, tra cui su Sacro Cuore e quant'altro. Per cui vedo sempre abbastanza in Crezia Santa Rega una cosa sacra, ecco, non ero questo, per cui dopo che poi a Savino si diventava chiericchetto, ha pubblicato sempre in me questa festa Santa Rega, ma ricordo quando ci festa Buonanima e Don Podda, in missa, tu immagina che all'inizio degli anni 80, in missa su domingo di Santa Rega, su domingo incominciante ai 6 di mangiare, noi che ricatto sappiamo in cui dai 6 ci fermo, da ogni mezz'ora a messa e passiamo in chiesa possa questo, in mezzo a gente, in questo periodo si usano ancora a me le scandevas, per cui prima scandevas, questo fumo, da un po' da sempre, tu dai queste scandevas, cioè, funti me del ricordo su dei Pippieddo, in questa festa Santa Rega, per cui... Ne reso che è sempre vestiti avanti della vita mia, ecco, in ogni caso. È una cosa che è cambiata, è una cosa che è sempre stessa proprio.
Allora, la devozione per Santa Rega mia e dessa gente che vive delle feste de quando abbiamo i ticchetti è sempre stata a manna e ancora oggi c'è, anche nei giovani su chi vive un po' sa veste e quant'altro. Sa gente è cambiata a me però. Quando abbiamo i ticchetti, io ho fatto sobrieri questa prima volta in 86, i anziani sono venuti a me di Brusso. Tu immagina che quando abbiamo fatto su domingo, ma Santa Sagrese, la prima messa vede ai 6, ma di Santa Sagrese ai 5, poi ti arrivano i streus, i spulmas, i gussora, per cui fe premo, già i premo, su votare, veramente su votare questa gente che io via di entrare in crisi. Oggi questo non esiste più. Oggi su domingo puro c'è gente, ci mancherebbe, cioè c'è sempre gente. Però gli anziani, questi personaggi, queste femmine, soprattutto fenta particolare, un omaggio pure su Bienta, i desulesas. Desa Biesta poi bestianta sempre con il suo costume, con suo arrubi arancione, areoso, 10. Per cui desa Biesta, oggi non ci vanno più, i spulmas che ci venta prima, oggi la gente dessa macchina si muove meda più facilmente. Le ferrovie si venivano treni straordinari su questa festa Santa Rega. Ma ricordo sempre un conto di una collega mia, questa era bella prima nelle ferrovie, e hai fatto bigliettaia a questa stazione di Sassari. E fai su domenica di Santa Rega, mi hanno. E questa addirittura questa collega vede Babillonis, per cui Santa Rega non conosceva da tanto quanto. E Annao che si presenta da questo tipo su biglietteria e dirà buongiorno, no, ho il biglietto per Santa Rega. Io sono Santa Rega, controllavo tutte le stazioni. No, ma non c'è questa stazione di Santa Rega. Come te, il biglietto per Santa Rega. Ma che non c'è questa stazione? Deve andare a festa Santa Rega, ma questa festa Santa Rega noi a decimo, podinai. Per cui di questi personaggi su 10, sì, ogni tanto si becca all'incuno, però da questo punto di vista è cambiato me, ecco, questo sì, è un mondo diverso. È un mondo diverso, dopo dovrà fare sobrieri in su 2021, abbiamo fatto in 86 come Bagadio, poi dopo fatto come Cogliao, e dopo vabbè, su 21 vedo ancora particolari, non ci vedo questa grande festa, abbiamo ancora in pieno Covid, per cui, però è cambiato, vabbè, è sempre stato di aici, devo fatto del suo principio che comunque sul mondo è sempre cambiato. Noi siamo sempre capiamo queste cose a Dio tempo, teniamo questa specie, questa nostalgia che si capita al tempo passato. Però, spero che continui a c'è questa devozione e questa gente continui a tenere vidi in Dio, naturalmente in primo luogo e in Santa Rega. Ecco. C'è anche una cosa da particolare che ti succede quando vi sta obrero e saprai molto. Questa è una cosa simpatica, non riuscivo di usato, si può essere interessante, ma ricordo, devo sempre questionare su sardo, devo di chiedo mamma e babbo questionando su sardo in domo, per cui forse se sono cuvrati dei sfilus, su chiedo, che questionano in sardo meda. Poi andiamo a me che zio mio che stanno scetti su sardo, per cui a Savini si è sempre abituato a questionare su sardo. E mi ricordo, femmo a fianco a Santa, in cui questa gente portava i candevas e portava i moglie per spago, ma prima femmeda, questo personaggio de Gera, o a Brenticelli, esattamente, dipende dalla grazia che domandante, portante questa cosa. E mi ricordo, a Vemieda, che poi dopo comprendo dopo vede su Sulcis, che dentro un modo di questionare leggermente diverso dai nostri, mi hanno la candeva e mi narada, donni mindi una mannigedda. Donni mindi una mannigedda, la candeva, di un quattro candeva con due romanna. No, vabbè, no, dopo comprendo, mi fate una mannigedda. Signora, proprio mi hanno detto che c'è Giro Pasquale, non c'è stato. No, una mannigedda, io da mano. Infatti arriendo, vengo in cui arriendo, perché sapete dopo puoi comprendere, però questa femmina ti sente accidente a pensare a me. Per cui sì, ci vuole questo episodio simpatico, sicuro, ecco. Sta seconda volta, tutto a tradia, Covid, che sensazione, ma qualunque cosa di Sì,
Nereuso che questa seconda volta è stato tutto calmo, voi naturalmente abbiamo il Covid per cui non ci fosse la festa civile, per cui facete questa festa religiosa come limitazioni, Nereuso sa gente ne bene a suo proprio, poi ci va gente in meta, comunque ci fa niente in missa in forza, poi ci va tutto. Nereuso che cosa particolari, sì, tema volinai, una cosa particolare, ecco, può essere interessante. Si presenta una persona che conosce lavoro e mi ha tornato a portare un oggetto che ha ricevuto, non so per la ragione, sa famiglia sua, presumo che fosse in su periodo quando è raccontato post corona, probabilmente hanno donato oggetti di oro per compensare roba del genere, per raccogliere denaro, poi tutto non è sufficiente, per il denaro, per questa corona sicuramente per meta. E questa persona torna a portare un oggetto di oro, mi dannavo, che vestito in sua famiglia sua e tenia da supragede da donare a Santa Rega, poi i danti sempre considerati Santa Rega, danti scettico, allogata, con sa promessa, e poi successivamente da donare a Santa Rega. Ecco, torna a donare questo oggetto di oro da Santa Rega e è stato un bello gesto e mi ha commosso pure, poi sfuordo su che hanno torrendido, ecco. È stato un momento particolare questo aspetto. Arrivato a Sacconfrare. Sacconfrare Santa Rega è storica, ha fatto cioè più di 100 anni, adesso 22, da regia. Esatto. E tu sei un altro dei personaggi principali di questa compagnia, di questa confraria. Si può contare una cosa? Come internato tu, questa confraria di Santa Rega ha fatto 100 anni in su 2022. Infatti, come internato tu, è stata fondata, è stata offia da Don Raimondo Magia, che, se non ricordo male, veniva in 10, in su 18-19, che non ricordo mai, e probabilmente ad intendio sta necessità che Santa Rega, questo è il grande devoto di Santa Rega diventava, cioè chi poi è andato a via su più prediche ha fatto su incoronazione su Bintotto e su Gocciunò de Santa Rega e alcun traballo su che anche qualche rivoluzionato sa chiesa Santa Rega pure, però si legge tutte queste cose di costume, vedo un grande devoto di Santa Rega. Io ci tenevo una cosa, infatti quando poi si è stato su furto uno in su 40, è andato un frio meta e dopo che non è molto uno, dopo non c'è stato dei decimi. Poi che non deve essere mai superata questo affronto di Santa Rega e poi a Savini diventa questo in mezzo puro, sospettando che si stava sicuro tra i vari, non fa nulla di vero, però questa cosa da piegata proprio a corpo, e aveva grande devoto di Santa Rega quest'uomo. E Don Magia Benindecimo probabilmente prima di costituirsi la confraria di Santa Rega probabilmente si è occupata del suo trasporto dessa santa, sicuramente questa confraria del suo Santissimo, probabilmente. Non c'è un meta bene, questa cosa, questo aspetto non è stato mai studiato, o chi vesse in civili che va dentro questo raballo, non si scidi. Teniamo conto che il secolo prima, almeno fin su 700 e 800, ci fosse azienda, azienda Santa Greca, che probabilmente gestita dal punto di vista economico che è dedotto, per cui non c'è un meta bene questa storia che eventualmente ti avesse. Comunque, Don Magia coinvolge diverse persone accanto a questa iglesia e costituisce la confraria di Santa Rega. La confraria di Santa Rega, teniamo conto che esso prima di già abidesato ha fondato un'altra confraria, la confraria di Santa Bravara, abidesato, che non esiste, quanto pare, non esiste pruso. Su vestiti che ne è un noso della confraria, che è costituito su tunica bianca, su cappuccio bianco, sa ginta a rubia e sa mozzetta a rubia, festa proprio divisa che tiene a confraria di Santa Barbara Bidesatto. E donna proprio, in effetti Santa Barbara e Santa Rega, con tutti due martiri, per cui sicuramente questo è feda. Fentagosto, sì, la confraria è bianca, esattamente, sta rubia adesso capo di Santa Rega, adesso martirio, per cui ci sta. E donna proprio Saprimo bessia una cosa particolare, saprimo bessia dessa confraria festeggia in agosto del 2022. Io ho fatto la prima bessia in su agosto del 2022, ma ricordo poche processioni ha fatto, ma vede a ridosso dell'assunta sicuramente.
ha fatto, sì, esattamente. Non so che avesse proprio su 15, ma veda su per giù. Forse mi ricordo su 13 di agosto. Non fai, dopo essere canto altra veste, ma non mi ricordo dei santo vestiti. Però ho fatto la prima veste in Sandos. In Sandos, la confraria ha sempre accompagnato tutti i momenti, tutte le feste, i momenti importanti della veste Santa Rega. Teniamo conto che Fonti Tresi festa de Santa Rega, sa primo e su del 12 gennaio è sa festa della confraria puro. Sa festa della confraria e che naturalmente sa festa del 12 gennaio e adesso deve essere sa festa più importante perché la ricorda sul martirio della Santa. In questa occasione è sa festa della confraria, infatti la confraria si occupa della festa semplicemente, si occupa dei saltari, dei sfrori, dei offertori e fa una pittica festa un po' noso pure, le persone si usano accanto a noi. E cosa succede Sul 12 gennaio è molto importante, perché in queste occasioni i novizi che entrano in questa confraria vanno in questa professione e vedi, certo, si vede in Santa Rega e naturalmente in Chiesa Cattolica e naturalmente in questa confraria. E noi ogni 2 anni, prima di ogni anno che cambia il priore, e noi abbiamo approvato su statuto nuovo, che si deve conformare a questo prevede previsto su dessa Chiesa Cattolica, e noi infatti siamo in itinere dessa approvazione definitiva del suo statuto. Ogni 2 anni c'è il rinnovo dei superiori e delle scariche principali, e in questa occasione c'è il passaggio ogni 2 anni dei superiori beccio a superiori no. E si fa una cerimonia durante la messa principale della festa del 12 gennaio, davanti dei supreti, i novizi fanno il suo giuramento e il suo passaggio delle scariche davanti dei supreti, che è il suo cappellano e il presidente della confraria. Un novizio te deve fare? Arriva da... Allora, su un novizio chi domanda esattamente, su un novizio che arriva e dichiara da Deolli vai patti della confraria di Santa Rega, fa 2 anni di noviziato. Quest'anno il noviziato partecipa a tutte le riunioni, a tutte le processioni e quant'altro, prevede se tutto sa confraria e tutti i momenti principali delle feste, naturalmente, e comincia a capire come funziona tutto e in questa occasione teniamo sicuro su maestro dei novizi che dia una istruzione di indica le cose principali, i fondamenti della confraria e esatte cose che in pizzo degli obblighi del suo confrare, no? Naturalmente, l'ingresso nel suo noviziato è naturalmente sottoposto a esame da parte dei supreti, perché i supreti devono conoscere questa persona sia aderente alla Chiesa Cattolica e sia naturalmente rispetto a tutti i dettami previsti del suo catechismo della Chiesa Cattolica, naturalmente. E quindi per fare il suo percorso di 1 anno, chi a Savini, il suo percorso la volontà di Gesù è sempre questa di fare parte della confraria, su predi reputa che questa persona sia adatta a fare il suo confrata, fa il suo giuramento in sua occasione deve essere sul 12 gennaio. Ecco. Esattamente. Poi questa confrara a del gennaio, ovviamente, maggio, Certo. Capodanni, stava stampando da Capodanni. Esatto. E fai altra cosa pure però. Allora, questa associazione, come questa confraria, naturalmente partecipa a tutte le feste, il suo compito principale della confraria è quello di divulgare il suo culto di Santa Rega e di diffondere, ok? Però, tra i fatti principali è quello del suo trasporto, del suo simulacro della Santa. Posso argomenti sciautotus, nelle processioni di Santa Rega, il suo simulacro è stato di Santa e viene portato dalla confraria di Santa Rega, mentre la reliquia di Santa, arrivando da parrocchia, viene trasportata dalla confraria del suo Santissimo Sacramento. Okay? Ripeto, poi feste, noi ci occupiamo, è un grande lavoro questo, del suo trasporto della Santa. 4 persone al turno, portano a Santa che
Sa santa in sé, questa statua pesa poco, ma è il suo goccio che pesa meda. Purtroppo, con Sant'Andrea in questo tempo, l'età media di sconfrare è sempre pro manna, i straballos manuali si va in toise, si va abituati a portare peso, su peso del suo goccio che non so quanto possa pesare, ma sono manco oltre 200 kg, 250, 300 pure, poi pesare. Per cui, probabilmente, per cui una media di ogni 100 metri su per giù dopo fai scambio, poi a Savini, per cui se di gente in media che trasporti, che vede questo traballo, purtroppo, ripeto, un cui si sono in crisi. Tant'è vero che se sono studenti, sempre senza rinnegare questa tradizione, si sono cercando un sistema un po' alleggerire su voce, infatti si sto facendo una raccolta con questa confraria, voce in qualche modo, in modo tale però che non si sciusci né questa tradizione e tutto. Questa santa, la tradizione è sempre stata votata a Papas e questo non si deve cambiare. È stato scelto eccezionale nel periodo del Covid, che in alcuni episodi della storia nereuse, della storia del Novecento, in cui Santa Rega e sa reliquia con stesso portato con un carrello, cosa legge a me non mi mai piace questa cosa, un carrello a trattori, e scelti con su Covid per necessità di questa processione e portato sa Santa in un carravoise, però questo devo pagare, perché purtroppo su goccio di Santa Rega non è fatto che si portava in vizio di carro, tutte le vibrazioni di questa strada cantato si ripercuotono in su goccio e infatti il danneggiamento succede in stati in questa occasione. Su primo non vede il cigrai. No. Poi è stato... Esatto. Ferro. Sì, è stato rinforzato e in suo tempo si tiene conto che questo goccio va già a 100 anni. Questo sa in sincronazione del sub 28 sa su goccio del sub 29. Per cui se dati su da te, per cui ne traballo c'è da fatto. Per cui noi dobbiamo voler mantenere o comunque dobbiamo cercare in qualche modo poi la cosa principale è la processione di Santa Rega può essere una processione. Ci causa di fare sempre in modo tradizionale, perché se a capire a tradizione nostra e non da volevo perdi, però dopo cercare in un modo tale che si possa fare sempre, ecco. Ti volevo preguntare un'altra cosa. Sta confraria o è canto Zeus? Ci sei 2 ore, certo. Canto Zeus. Allora, è scritto su Zeus a quarantina, noi non sciu del suo segretario, noi canto poi Zeus a quarantina, ecco, a quarantina. E ci giocano sicuro? Sì, sì. Dunque, e te una cosa che Zeus si conta è del suo brubbeccio e del suo picciochetto, che te dona una cosa. Allora, su Rubeccio casa non mi vuole fare torto a nessuno, ma mi pare che su Rubeccio è il signor Vargio. Poi venni ogni tanto perché il problema suo sono i problemi di salute sua, perché se dati il suo lavoro e di Samulleri purtroppo da pedasista Samulleri è fatto purtroppo da mancare. Però mi piace me da sa forza e questa devozione dei costumi. Pocanto volte è sempre presente e circa da vai più di questo che vuoi fare su commenti sul stato di salute e commentesti. Più giovani d'età non uscito, mi posso suonare, più che giovane devo allenare di uno che è entrato da vago, che non è più giovane d'età, ma è Ettore Melis, che è canno e sto breri puro, mi piace in me da suo spirito di devozione che dai, mi piace in me da traspare tutta questa devozione che dai per Santa Rega e mi piace in me da questo aspetto, un aspetto particolare non devo dire, ma si vede nei giochi, come in testi, quando, ripeto, cose che mantengo più corpio di punti gusti, ecco. Poi ci vanno in me, perché giovani su me, che vanno in me da votos o esibiti. No, assolutamente. No, sa fortuna nostra che teniamo ancora, guardate in media, ancora bassa rispetto a altre confrarie, se voi tanoso
partecipato insomma, con 8 anni a riunioni che vanti questa diocesi di Castello, delle tutte le confrarie di questa diocesi, e Occanno non ho partecipato, ma alcune volte ho partecipato a Monti e Ozieri, a incontri regionali delle confrarie. E tempo a po' di che si dà in media purtroppo è meta alta. E devono voglio che prima o poi purtroppo sceso come ti fonti tempo, queste cose purtroppo possono scomparire. Noi ci causa del vai tutti i cose. Non assumando che lavoro in Feria di Santa Rega non penso. Spero a Pobio ci conti giocare su quello che diventi pago per uso del manco 30 anni. 25? 30 anni, sì, ci conti giocare, ci conti babbo e figlio in confraria, esatto. Questo è un'altra cosa che mi ha fatto ricordare. Quando io babbo e figlio, chi volta a Sasanta, a fianco, questo mi va a commuovere in me, dopo una verità, sì. Poi è una cosa bella questo testimone tra babbo e figlio. Mi piace me questa cosa. Non c'è cosa bella, però, proprio questa scelta è una persona importante. Sì. Purtroppo sì. Un Donato, oltretutto, vedo grande amico, vedo amico di Vicchettà da lavoro, Poi vedo Donato Filippini, sì, Donato Filippini, per cristiani da Donato, vedo una grande bella persona, sempre disponibile, con sa confraria, con sa gresia, poi intendo da Don Andrea, una persona sempre meta disponibile con noi pure. Poi teniamo bello carattere, quando facciamo le riunioni, quando ci becca un problema, isso, problema c'è, sempre risolvia sempre 10. Fede di questo non di pregia da gettare, non può mai gettare di idea, Fede sempre disponibile, servia da trasportato, per fare la cena, per raccogliere, abbiamo fatto, stanno passando pure la cena, per raccogliere di noi, in mezzo su, teniamo imprese di lì, poi in pensione a de vago meta, Fede sempre disponibile, è un bel ricordo questo che tengo di Donato, e purtroppo lui si è passato, Dio si accompagnava con tutta questa confraria, mi ha fatto piacere che abbiamo tutti in pari e c'è stato un momento su me da commovente, per una stabilità, sì, purtroppo è una grande mancanza questa di Donato. Un'altra cosa che fa questa compagnia è stia accompagnare una persona. Sì, assolutamente sì. Io ho fatto prodotti sconfrare in attività in Callincuno che poi un po' anzianità non veniva preso, pocanti opposto, in salvo casi eccezionali, se sono andato fuori pure del decimo a accompagnare sconfrare in posto intero, noi accompagniamo, presenziamo a San Missa e noi accompagniamo poco su che potremmo, a Camposanto, ecco. Questo è un servizio che va via. Tenevo conto che le confrarie, e questo vedo compito delle confrarie, è cambiato, ripeto, nel suo tempo è cambiato, finza che non hanno inventato l'agenzia funebre, e le confrarie, sia le confrarie su Santissimo che le confrarie di Santa Rega, accompagnanti in moto su dessa vita, ecco. Si vede sul servizio di suo trasporto, del suo baule del suo moto, ecco, pensa a Camposanto. Questo devo mantenere un oso quanto possibile, naturalmente, tenendo conto che in questa parrocchia nostra pure, i scortei funebri, per questione di viabilità e dei servizi d'ordine, non venti fatto già i pruso. In casi eccezionali, come è stato lui, si devo domandare a questa sindica, ecco, devo fare questo accompagnamento diretto in processione, pensa a suo Camposanto, questa sindica, in eccezione di questa cosa, si è accontentato e ecco, si garantisce il suo servizio d'ordine, può fare questa cerimonia seriosa in questo modo. Grande Ecco. emozione. Sì. Un'altra cosa ti volevo domandare. Chi è superiore che ti ha rilassato a cose speciali? Questa confraria è un grande personaggio. Sì. Come Sì. uno è stato dottore Mereo. Infatti proprio questo abbiamo pensato di Deo. Deo, allora, Deo non dopo conosciuto, Deo in confraria ci siamo adesso 2015. Deo è entrato in questa confraria, non ci vede più Torre Mereo, ma poi per Torre Mereo. Poi il Torre Mereo mi ha domandato anno prima, adesso non mi ricordo bene, se il Torre Mereo si è morto nel 2010-2011, ma ricordo, ecco.
Però mi dia domandare questo, deu de vitichedu, dopo all'inizio, deu de vitichedu vemo sempre in noi, questo in noi seus imui è sa sagrestia della Chiesa Santa Rega, ma è oratore della confraria di Santa Rega, per cui noi, i confrades, cambiano su bistiri, pregano prima di cominciare le processioni, e ben ti donano tutte le istruzioni, le squadre, i incarichi, poi lanterna, su Cristo e tutto quanto. Per cui noi vediamo in noi, per cui tutto il merito devo usare proconnoto, cioè tutto il merito verso la confraria di Santa Rega con me. Poi devi devo sapere molto che mi devo domandare, tutto il merito devo no. Poi mi ha domandato se confronto di Gesù Santissimo pure, no, mi pare tutto subito dopo. Però, 15 anni dopo, ci ha pensato e in 2015 fa priori Gigi Concas e mi ha domandato Gigi, devo magari subito. Poi facevamo meditando pure, mi ha domandato e devo magari, infatti a Villa Ignazia, io devo essere confrontato, poi mi ha domandato Babuto. Infatti, sta regola dei tutori è sempre presente, ecco. Vedo ingombrante, esatto. Grande devoto. Ma ricordo, durante l'anno, quando ci venta, si ad un po' si che va a fare missa su sabato a merite, tutto l'anno, in Santa Rega, soprattutto in questo periodo, io sono sempre detto, su sabato veniva in chiesa, a Santa Rega, è sempre detto in sa cascia in cui noi non teniamo tutto, le lanterne, le insegne, tutto ciò che è questa confraria. È sempre in cui vedo una presenza fissa, ecco. Altra cosa, questa confraria Santa Rega, accompagna la Santa Rega, ovviamente è la prima cosa, però non bestia scelto in decimo. No. Poi ci punti in relazione sicuro con l'altra chiesa, esatto. Sempre da Santa Rega. Esatto. Allora, sì, nareuso che questa confraria naturalmente ti dà uno dei principali scopi che di questa confraria è questo di divulgare il culto di Santa Rega e di farla conoscere, è questo. Oltre che naturalmente essere devotos e partecipare a tutte le funzioni religiose previste dal suo statuto e previste dalla Chiesa Cattolica. Noi partecipiamo ai inviti sui Vadeus, noi pure invitiamo a altre confrarie, in Possa Vesta, dipende dalle occasioni, e noi partecipiamo, collaborando con le altre confrarie. Una collaborazione che diventa non storica, ma ormai è datata manco oltre 10 anni, è con la confraria del Santissimo Crocifisso de Castello. In questa occasione del su Genapara de Passione, che sarebbe su Genapara prima del domingo dei Sprammas, e sulla sovente la processione dei Misterios. Portano praticamente 7 simulacros di Gesù Cristo, di San Madonna, con vari momenti, e in cui pure, vedo una grande confraria in su quartieri di Villanova in Castello, tanti oratori a fianco a questa chiesa del Santo Iacco in Castello, e fenta medas. Tanto è vero che i suoi studenti, i sconfrati principali, se poi tenti del suo quartiere sempre dei collaboratori, si visti sempre in un saio bianco e quant'altro. Però tenti problemi, se vuoi a Savini a fare il suo trasporto deserti, statue, dei misteri e fai scambio su gente. Per cui, denzando, è cominciata questa collaborazione con Issus e pocanto voteso, capiamo pure il suo traballo e tutto canto, però un numero minimo di confrari da nostro partecipano ad ogni anno. Poi ci sono altre occasioni, dopo ogni anno, manco 8 anni, vado su incontro con diocesano delle confrarie, già esempio partecipa dal suo vescovo di Castello, in questa occasione, molti momenti di incontro, ma momenti di catechesi pure, di tutti i confrati, ecco. Dopo anni di interruzioni, anche da Raffaele, si incontro regionale, hanno attivato a Mogoro dei confrarie, di tutta questa Sardegna. In questa occasione, qualche anno purtroppo noi abbiamo partecipato a una data abbastanza infausta, per cui noi abbiamo partecipato con questa occasione. Però, Decimo Puzzo, Uda, in mezzo a logos, ecco, partecipavo alle feste patronali, alle feste nodias, ecco. Santa Rega
È venerata in decimo, ma non scende in decimo. No, no. Una vita che mi viene da mente, ovviamente Aido Maggiore. Aido Maggiore, sì, Aido Maggiore, gli ultimi anni non ho preso partecipato, però ho parte della confraria partecipato a questa festa di Aido Maggiore, che se non ricordo male è su 14, questa festa Santa Rega, su 14 di maggio. E a Gresiedda, chi passa nel 631 da Bidi praticamente, sta in tua collinetta accanto ai suoi ponti praticamente di Somodeo, chi passa in Somodeo. È bellissima, una bella vestigella che va in Sabida e ho partecipato a Melanus. Se uso weekend, noi con questa iniziativa di cui faccio parte di lavoro, se su comità UNESCO, Santa Rega poi per l'UNESCO, se uso weekend altri a Bidas, altri noi facciamo questa festa Santa Rega, per esempio, metà e questa festa mobili a Santo Basivi, va in questa festa Santa Rega è sempre a metà di maggio, ma ci sono altre statue di Santa Rega, Pula, Pirri, Quarto, in Medallogos, e fanti vesti festa. Esatto. Sì, simulacros e punti. sì, Medasa. Sì, assumanco. Sì, vero. Non vai cauta. Sì, un collega mio mi narrata che un collega del Zerfalio, un collega del Zerfalio mi narrata che vinse a pagare anno fa, ti fanno una parata vestigia di iglesia, ma fa diventa bella festa, come a Santo Basivivuro, l'ultimo anno festa scetti di iglesia, ma anno a Saso fa diventa bella festa, e davanti i Vagadias, questa festa dei Vagadias, a Santo Basile, questa festa Santa Rega, sì. Ultima pregunta. Io accennavo a suo comitato Santa Greca verso l'UNESCO. E te questa iniziativa? Allora, questa iniziativa oggi praticamente iniziativa di tutte le associazioni principali di Sabida, Associazione di Santa Rega, Savarrocchia in primo luogo, suo presidente naturalmente è suo parroco, c'è suo sindaco in suo comitato e altre persone che rappresentano i vari confrarie, associazioni e quant'altro, te su scopo di mantenni questa festa Santa Rega e mantenni determinate caratteristiche. Sul riconoscimento su UNESCO, noi siamo su UNESCO ti garantisce di essere iscritta che tenga determinate caratteristiche, ok? Non sei uso molto a scadenze che depitenni, però una volta riconosciuta, te stare le principali condizioni che devi essere mantenere come testi, non devi essere stravolgere, per cui a noi interessa, a noi momento a confraria, ma a noi momenti chi ama e è devoto di Santa Rega, io voglio mantenere questa festa Santa Rega, assumanco commenti sempre stetti, naturalmente certe cose fonti come cambiano i tempi o come cambiano i dotti, però le cose fondamentali di questa festa Santa Rega devono essere mantenute. Ecco, questa garanzia del UNESCO è questa, che una volta attento al riconoscimento deve si mantenere e oltretutto questa cosa principale è questa si dà un'occasione per studiare più a fondo i documenti storici, i altri, poi attraverso il sistema, attraccare per esempio questo sistema in modo questa intervista che può essere allogata e può trasmettere alle future generazioni, se volete a noi in effetti. Teneus infatti alcuni anni fa, ho fatto in occasione dei 100 anni della confraria, ho fatto una mostra fotografica del documento della confraria. Ma a me da cose, sono stati a verdies. E ho cercato altre fotografie e quant'altro, però è difficile agattare, è difficile pure gente in mezzo alle fotografie, altri documenti, e non so ti prestare, dimmi che Savini si perdono e Savini non torna in domo, poi ti cose di famiglia e funtare ricordo non ti perdi, per cui c'è questo di mori pure. Però oggi che teniamo gli strumenti, cerchiamo di mantenere le cose che ho conosciuto e naturalmente approfondito attraverso studi, dei documenti, andare a cercare il documento nuovo e quant'altro, di documentare attraverso filmouse, attraverso scritto, attraverso tutta una serie e divulgare queste cose attraverso i sistemi, tra cui anche Facebook, tutto il sistema che teniamo oggi, anche
sociali, ecco, questo sistema sociale si teneso, de mantenni, de uso allogai, ecco, e uso poi di fai conoscere le future generazioni, ecco, perché noi andiamo in verdi, se questa regola, chi Deo, per esempio, certe cose, certe cose che tengo Deo, poi sono mezzo raccontato su mamma. Però riuscito sa memoria a volte si vuole fai verdi, a volte per cui un documento è questo, è un documento, è vero che contato da una persona c'è tutto il amore, c'è tutto questo che c'è il suo sentimento, c'è tutte queste cose. Però purtroppo è bello a tennis filmato da gente, soprattutto, oddio, non sei più giovane, non sei dati mezzo da euro, però tenni testimonianza filmato da persone anziane, guarda il suo lavoro che è stato fatto di questa Shoah. Attraverso queste interviste di queste persone che vanno venendo a mancare, questa Shoah è accabato 45, me da gente dei problemi già 100 anni, per cui avere sa memoria si perde, però ci sono i documenti su delle persone che raccontano tutto questo che è stato, ecco. Per cui è bello che sia di aici, ecco. Vabbè, grazie San Massimo. Grazie a vosaltres e sono contento da questo lavoro che stai facendo per mantenere questa memoria da divulgare e da conoscere vosaltres. Grazie a vosaltres. Grazie a Santarega. Sempre, sempre, sempre.